È un principio di equità quello che muove gli aderenti al forum delle associazioni familiari a portare avanti e promuovere l'applicazione del cosiddetto fattore famiglia. Lo strumento fiscale applicato all'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie è stato oggetto di approfondimento a Palazzo Fasce di Sestri Levante. Il fattore famiglia può essere utilizzato per calcolare il reale reddito disponibile di una famiglia nel valutarne possibili concessioni, scontistiche o quant'altro nell'accesso ai servizi, ad esempio. Stessa cosa la fa l'ISEE, però l'ISEE ha un problema, non rappresenta il reale carico familiare, quindi l'ISEE è uno strumento non adeguato a fare questo. Il fattore famiglia è stato studiato apposta per rappresentare il reale carico familiare e quindi in base a questo uno è in grado di accedere ai servizi a costi agevolati o no, a seconda di come risulta il carico familiare ovviamente, ma non solo, ma addirittura a livello anche nazionale fiscale potrebbe consentire, se venisse utilizzato questo strumento, di pagare le tasse in maniera più equa. L'attuale amministrazione di Sestri Levante, in fase di campagna elettorale, aveva mostrato interesse per le proposte mosse dal locale forum delle associazioni familiari, improntate all'esigenza di una fiscalità che favorisca lo sviluppo di nuclei familiari e sostenga quelli numerosi. L'attenzione è concentrata non solo sull'ISEE, ma anche sul piano sociale condiviso. Prevede la partecipazione della comunità alle scelte che poi un'amministrazione va a fare, che comunque deve sempre confrontarsi e soprattutto seguire le indicazioni di chi vive il proprio territorio. Il fattore famiglia cosa comporterebbe per i cittadini? Quale vantaggio? Sicuramente un quadro più realistico della loro situazione economica, del loro potere economico, e questo naturalmente andrebbe a avere un impatto sulle rette e sui servizi che vengono offerti alle famiglie.